Cavani, Higuaín o Osimhen? Chi è stato l'attaccante del Napoli più forte degli ultimi tempi? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io con te, tu con me. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superalla. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi nuovo video reaction. Ebbene sì ragazzi, oggi 6 anni fa Higuaín rompeva un record veramente molto importante di gol con la maglia del Napoli, e quindi 36 gol. Penso che tutti quanti ricorderanno quel giorno, penso che tutti quanti ricorderanno quella sua tripletta contro il Frosinone al San Paolo, oggi Maradona. Un gol pazzesco, l'ultimo, quello in rovesciata, semisforbiciata, ci siamo capiti, e quindi oggi andrò a reagire a tutti i suoi gol nell'annata 2015-2016 per andare ad onorare appunto quello che è stato il percorso di Higuaín al Napoli. Io credo che Higuaín al Napoli abbia segnato veramente un'epoca, abbia fatto la storia con i suoi gol e poteva essere il re, poteva veramente diventare il re di Napoli, e invece puntini. Fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate di Higuaín, al di là del suo passaggio poi alla Juventus. Credo che bisogna fare soltanto i complimenti a questo attaccante, a questo centravanti molto forte. Quindi adesso andiamo a vedere tutti i suoi gol nella stagione 2015-2016, ovvero la stagione in cui appunto con la maglia del Napoli frantuma, rompe il record di Nordahl che durava da 66 anni, che era di 35 gol. Lui invece, come detto, ne realizza 36. Prima di vedere il video, prima di vedere questi gol e di reagire, di commentarli insieme a voi, lasciatemi tanti bei mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina ragazzi, vi raccomando, è tutto gratuito, non dovete pagare niente, mi supportate e insieme possiamo sempre di più crescere. E poi scrivetemi qui sotto nei commenti Higuaín cosa è per voi. Vediamo. Follow you, baby. Vediamo subito il primo. Mamma mia che pallonetto. Comunque che movimenti che aveva Higuaín, veramente assurdi. Veramente assurdi. Aveva dei bellissimi movimenti. Con cui vediamo Allan. Ma quando te la sbagliava Higuaín? Mamma mia, Allan poi. Mamma mia che ricordi, perché stavo guardando questo video? Mi faccio solo del male. Allan e Higuaín di prima intenzione sull'altra parte. Questo me lo ricordo, questo è bellissimo, questo gol, questo protegge palla e poi con un destro nell'angolino, e quando vuoi prenderlo. Ragazzi, nei commenti scrivetemi le squadre contro le quali Higuaín ha fatto gol in questo video. Qua salta l'avversario, me lo ricordo anche questo. Mamma mia. Comunque aveva una falcata e una potenza anche fisica che facevi fatica a fermare. Qui se non erro era proprio contro la Juve, no, non erro, era contro la Juve. Scarta Bonucci con un movimento, con una finta di corpo, e poi col sinistro, perché lui era destro-sinistro, non faceva differenza. Qui 1-2 e ancora una volta di sinistro, grandissimo gol. Mamma mia, che tempi, voglio, che tempi. Movimento sul primo palo. Che cos'era? Contro il Chievo? Movimento sul primo palo, è sempre di sinistro. E guardate col destro. Cioè lui non fa differenza. Qui che cos'era? Il Palermo, fatemi sapere ragazzi. Cioè lui non faceva differenza. Destro, sinistro. Cioè teneva un destro e un sinistro micidiale. Qua da fuori area un destro imprendibile nell'angolino. E guardate, di sinistro, stava per scivolare, in realtà scivola ma segna comunque, palo, gol. Ma un attaccante mostruoso comunque. Ok, perché ci hai fatto questo? Insigne dentro e Higuaín a porta vuota. Qui vabbè, veramente semplicissimo. Penso possiamo parlare del gol più facile che andremo a vedere oggi, di sinistro, su assist di Hamsik se non vado errato. Qui contro l'Inter, qua ruba la palla a Caillon, questo me lo ricordo benissimo. Cioè qui praticamente lui cosa fa? Ruba la palla sui piedi di Caillon, se la porta avanti. Guarda qua, allora Caillon la stoppa di petto, poi col tacco, e poi lui se la porta avanti. Qui sempre contro lì, in mezzo a due, stop. Mamma mia, voglio, mamma mia, micidiale. Mamma mia, in mezzo a due.
non lo fermavi. Qui contro il Bologna con la punta va ad anticipare i due difensori che gli stavano addosso e fa gol con la punta. Portiere mamma mia che movimento qua. Qui fece doppietta e si riapre tutto nel finale di questa partita. Ancora qui assist di Hamsik, lui anticipa il difensore, gol di testa. E mancava il gol di testa in questo video, in questa reaction, mancava il gol di testa. Cos'era qui a Bergamo? E gol di testa sul primo palo ad anticipare il difensore. Qui ancora a Bergamo, stop, vabbè, di altri livelli proprio, di altri livelli. Non sbagliavo io sotto porta, non sbagliavo. Mamma mia, io con questo ci potevamo togliere veramente le soddisfazioni. Ma guardando sto video, veramente. Qua dagli 11 metri abbiamo il rigorista forte. Tirava di potenza. Qua di potenza, centrale. E gol. Ma che gol fece? Mamma mia. Lo ricordavo sto gol, ma non così bello lo ricordavo. Assurdo, stoppa, se ne scarta uno, se ne scarta due, passa in mezzo a due, finta davanti al portiere, finta col difensore e gol. Hamsik è lui che si intrufola in mezzo a due col Sassuolo. Qua se non erro fece il 19esimo in campionato, ma mamma mia. Cajon sulla linea di fondo, Higuain la stoppa di destro e poi col sinistro sul primo palo, mamma mia, va giù. Mamma mia, che goduria sto video, mamma mia, non pensavo veramente di godere a distanza di anni a tutti questi gol. Ma che cross ha fatto qua Insigne? Parliamone no. Mamma mia, Insigne, Higuain, Cajon. Il resto veramente è storia. Ma che cross ha fatto qua? Mamma mia. No, questo gol era proprio il suo. Questo era proprio il gol suo. Sul filo del fuorigioco, qui Barreto perde palla, sul filo del fuorigioco si gira, va in porta e non lo prendi più. Alla Lazio qua, su assist di Cajon. Ok, qui era il gol di petto, tra virgolette. Mamma mia, che potenza qua sui rigori. Mamma mia, una potenza assurda, disumana. Che tiri, che potenza. Beh, qui sbaglia tutto e poi a porta vuota da fuori, anche da fuori area, a porta vuota, perché la Fiorentina qua sbaglia. Con Alonso chi era? Mette dentro Gulam e Sarri qui Sarri. Mamma mia che ci siamo mangiati. Comunque abbiamo visto tre rigori, tre esecuzioni completamente diverse. Una centrale, un'altra a sinistra di potenza, che il portiere che aveva mezzo intuito, e un'altra a destra, sempre di potenza. Mamma mia, ma quando stoppa Higuain mi viene un qualcosa dentro per dire: ma quanto cazzo sei forte? Stop sempre precisi. Guardala che stop! Che destro a giro. Pure così si ferma. Mamma mia. Ma guarda là che giro quella palla. Mamma mia. Palo interno, gol. Mamma mia. Questo me lo ricordo, che potenza da fuori. Mamma mia. Palla e presce in braccio proprio. Mamma mia. Qua anticipa pure Cajon, che sul secondo palo era cosa soio. Qua lo anticipa e fa un altro gol bellissimo. Bello. Qui anticipa di punta, chiede l'1-2. Madre di testa, mamma mia, 1-2 chiuso bellissimo, tutto al volo con Cajon e lui di testa, non si scompone proprio. Hamsik dentro per Higuain, ancora col destro sul secondo palo, il portiere esce, c'ha 3 difensori addosso, ma lui dice: ma da venire per Coc insieme a Bandinelli.
anzi no, il Pumarol. Eccola qua, la serata magica. Allan sul fondo, primo gol. Questa è la serata magica che nessuno ha mai dimenticato. Mamma mia, qui ancora, cioè, vi giuro, ho i brividi addosso. Guardate qua, anticipo sul primo palo. Anticipo sul primo palo. Qua già era nella storia. Qua era nella storia con 35 gol, raggiunge Nordahl, ma all'ultimo voglio un Mertens. Dentro per Higuain, stop di petto. Il resto è storia. Il resto è storia. Il resto è fottutamente storia. Cioè quello poteva tirare, poteva essere affondato dai difensori, poteva perdere il pallone, poteva stopparla meglio, metterle in mezzo, invece no. Ma che spacci, me ne fotta, ci fa uno spacci, me quello come uno stare in cielo e in terra. Mamma mia, che goduria questo video, che goduria questo video. Ragazzi, una reazione veramente che mi ha messo i brividi, soprattutto nel finale con quella tripletta, ma soprattutto con quel gol nel finale. Questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Abbiamo fatto una reazione appunto per andare a rendere onore a questo grandissimo attaccante, veramente uno degli attaccanti più forti di sempre, sia nella storia del calcio e sia nella storia del Napoli. Fatemi sapere qui sotto appunto cosa ne pensate di lui. Io vi saluto, vi chiedo di lasciare tantissimi mi piace, iscrivetevi al canale, dai che raggiungiamo bei numeri insieme, divertendoci ovviamente, e sempre forza Napoli. Ciao, aiuto.